Abbiamo il collegamento, poi abbiamo il sindaco, il collegamento con il Veneto, dove troviamo Riccardo Rodriguez, consigliere comunale del PDL a Portogruaro. Allora, si fa, non si fa, cosa accadrà? Il sindaco rimane in sella sino al bilancio. Marco Corazza con Riccardo Rodriguez. Grazie, riprendiamo dunque la linea e adesso abbiamo il capogruppo del PDL in Consiglio Comunale a Portogruaro, Riccardo Rodriguez. Grazie Rodriguez per aver accettato il nostro invito. Sì, grazie a lei. Allora Rodriguez, facciamo un po' il punto della situazione, perché appunto per quanto concerne l'amministrazione comunale a Portogruaro, il sindaco Antonio Bertoncello ha convocato per il 7 di settembre il Consiglio Comunale. Voi sarete presenti come centrodestra? Noi questa volta pensiamo di poter essere presenti, anche se il giro di ricognizione fra i vertici provinciali e il senatore Scarpa Bonazzabuona si terrà soltanto a fine settimana, però al 90% questa volta dovrebbe essere sfumata bianca per il Consiglio Comunale. Quindi al via l'amministrazione comunale? Al via un'amministrazione comunale operativa? Sì, operativa nel senso che non abbiamo nessuna intenzione di entrare in giunta, ovviamente. Noi abbiamo la maggioranza numerica in Consiglio Comunale e quindi il sindaco Bertoncello dovrà fare i conti con questa situazione. Quindi nessun assessorato per il PDL? Per quel che ci riguarda no, se non ci dà almeno 5 assessori è chiaro che non si parla di entrare in giunta, perché cosa si va a fare in giunta con il sindaco che comunque è sempre in grado di pilotare i lavori della giunta. Pare che comunque il sindaco si sia aperto un po' al centrodestra? Ma credo che in questa situazione qua, dopo 2 mesi di stallo, sia stato in qualche modo obbligato ad aprirsi, intanto in quanto il Paese comunque ha bisogno di essere comunque amministrato, e noi fin dal primo momento abbiamo detto no al commissario e sì per un governo anche di larghe intese, ma evidentemente questa ipotesi non è stata possibile. Avete fatto già un quadro di quali assessorati vorreste? No, perché in politica e la politica si fanno solo con i numeri, e quindi prima si parlava di numeri, anche se tendo a precisare che al Popolo della Libertà e all'intera coalizione del centrodestra le cosiddette sedie non interessano, è soltanto una possibilità per dare un governo con le forze politiche che in realtà hanno vinto le elezioni comunali a Portogruaro, perché diversamente non ci sarebbe questa strana situazione. Vice sindaco a destra o alla sinistra? Torno a dire, noi non prendiamo nessun posto in giunta, quindi credo che le cose in giunta resteranno come sono. Grazie a Riccardo Rodriguez, che è il capogruppo del PDL, il Consiglio Comunale a Portogruaro. La linea a Pordenone. Grazie anche da parte mia.